Non è stata la classica tappa di trasferimento quella che ha portato i corridori da Città di Castello a Prato. Nonostante i 163 km dell'ottava tappa non presentassero eccessive difficoltà, la corsa è stata molto movimentata grazie ad una prolungata fuga di Lietti, Furlan e Suikerbuk. Nel finale, mentre sui fuggitivi si portavano altri 7 corridori, dal gruppo principale perdevano contatto Lemond, Da Silva e Sierra, che perdevano oltre mezzo minuto, che recuperavano quasi completamente ma non del tutto. A Prato Davide Cassani riusciva a piazzare la botta vincente. Dunque Cassani precedeva Mantovan, Fontanelli, Lietti, Ghirotto, Botteon, Galleschi, Calcaterra e Suikerbuk. Con un ritardo di 8 secondi Cipollini vinceva la volata del gruppo principale, mentre a 31 secondi arrivava il gruppetto dei ritardatari. La classifica generale resta immutata per quanto riguarda le posizioni di testa, con Franco Chioccioli in maglia rosa con 8 secondi di vantaggio sulle Carreta, 57 secondi su Chiappucci, 59 su Pulnikov, 1 e 3 su Gianni Bugno. Domani c'è una tappa abbastanza impegnativa.